Una grande Smeccaorle schianta Oderzo, una delle maggiori accreditate al salto di categoria, costringendola al secondo stop consecutivo. Litoranei dalla mano particolarmente calda nel primo quarto, quando sfruttando anche un approccio completamente sbagliato da parte degli oppitergini, incominciano a bombardare da ogni dove, creando subito il break che taglia le gambe agli avversari. 25-10 è la fine del primo quarto, Oderzo prova a rialzare la testa, ma invano. Il divario continua a dilatarsi sino al più 23 sul 43-20, fissato da un canestro in sospensione di Musters a 1,48 secondi dall'intervallo lungo. A rientro gli ospiti si producono nel loro massimo sforzo, riuscendo a mettere anche paura ai Caorlotti, quando due tiri liberi di Venturelli riducono il divario sino a 8 lunghezze. Ci pensa però Masocco a ricacciare subito indietro gli ospiti, i quali accusano il colpo, perdendo nuovamente contatto. Caorle torna avanti di 20 in avvio di ultimo parziale ed è quel che basta per mettere in cassaforte la contesa, che viene poi gestita senza particolare affanno sino alla sirena finale. Con 6 punti in classifica i gialloblu agganciano il treno della zona playoff. Domenica si va a Riese cercando ulteriori conferme, con la voglia di dimostrare di aver girato definitivamente pagina rispetto al difficile avvio di stagione. Una buonissima partita, sì, siamo stati molto bravi, abbiamo cominciato forte come abbiamo già fatto in altre partite, ma questa volta abbiamo continuato, abbiamo mantenuto la concentrazione per tutti i 40 minuti, quindi un applauso ai ragazzi, bravi. Diciamo che all'Oderzo non si poteva neanche pensare che non cercasse una reazione, si era avvicinato a meno 10 e in ogni caso i ragazzi appunto sono riusciti subito a realizzare quei canestri che hanno un po' tagliato le gambe. Sì, è quello che ho detto ai ragazzi, loro si deprimevano dopo ogni volta che Oderzo faceva un canestro. È impensabile pensare che una squadra con così tanto talento non riesca a fare dei canestri. È importante riuscire poi a gestire le diverse situazioni che ci sono in campo e siamo riusciti a farlo per la prima volta gestendo un vantaggio e siamo stati bravi a portarla a casa. È la prima volta che vincete contro una grande di questo campionato, un campionato che potrebbe svoltare radicalmente da questa partita. Ma io non ci penso, io penso a partita per partita, già la prossima contro Riese in un campo che conosco benissimo con molti amici miei e molti giocatori che hanno esperienza di questa categoria, quindi sarà un'altra partita molto difficile, io penso solo alla prossima. No, sinceramente non è che si preventiva una partenza, l'atteggiamento che avevamo chiesto era tutt'altro e abbiamo subito canestro quasi su ogni azione, quindi loro hanno fatto 25 punti il primo quarto che ci hanno tagliato le gambe. Abbiamo provato a reagire inventandoci qualcosa, ma siamo sempre inconsistenti, ma non solo nella parte difensiva, anche nella parte offensiva, nel senso che abbiamo subito i tatticismi. La partita ovviamente è stata molto ben preparata da Caorle e quando abbiamo fatto almeno 10 tiri aperti da 3 punti non abbiamo fatto mai canestro. Siamo stati scadenti a rimbalzo dove loro ci hanno sovrastato in tutti i modi. Seconda sconfitta consecutiva, Oderzo è la corazzata di questo campionato, almeno alla vigilia sembrava dovesse fare un boccone, c'è qualcosa che non funziona? Assolutamente sì, quando fai questi risultati qualcosa non funziona. Io credo poco che le corazzate, noi abbiamo costruito un gruppo di 8 ragazzi più 4 giovani under anche del 2004-2005, quindi questa è stata una scelta anche per dare continuità al lavoro del settore giovanile. Siamo partiti un po' con un mese di difficoltà, però queste non sono solo scuse, al momento l'atteggiamento non è quello che la società, l'allenatore, credo anche loro stessi, anzi forse i primi sono loro, no? a dimostrare in campo. Ovviamente le responsabilità non passano dai giocatori, passano tramite gli allenatori, quindi l'allenatore, e se giochiamo così vuol dire che dovremo lavorare ancora di più, come sempre, su quelli che sono gli stimoli poi per avere un atteggiamento migliore.